a volte ce lo dimentichiamo, sono beni costituzionalmente protetti. Lassù qualcuno ci guarda, si sa, ma se parliamo di tutela dei beni paesaggistici e ambientali, a guardare da lassù sono gli occhi attenti dei carabinieri. Grazie ai mezzi del 14° nucleo elicotteri di Treviso, infatti, con un lavoro certosino di confronto sulle banche dati, i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Venezia hanno monitorato 387 aree sottoposte a vincolo, denunciando infine 61 persone, oltre a sequestrare beni per 8 milioni di euro. Beni nati per celebrare la ricchezza patrimoniale e culturale di una famiglia o di un territorio, restano ai posteri spesso come patrimoni privati, ma oggi anche di tutti, grazie ai vincoli imposti dallo Stato. Vincoli che qualcuno pensa di poter ignorare, intaccando talvolta in modo irreversibile l'aspetto artistico dei beni oppure trasformandone indebitamente la natura. È il caso di Palazzo Gradinigo a Pieve di Sacco, dove abbiamo riscontrato l'esistenza assolutamente abusiva ai fini della nostra opera di tutela di un centro massaggi ben inserito in un contesto storico assolutamente diverso da quelle finalità. Palazzo Gradenigo, meravigliosa villa veneta a Piove di Sacco, risalente al XVII secolo, sarebbe stata intaccata nell'ex oratorio e nel giardino monumentale, usato niente meno che come parcheggio dei clienti. A Venezia invece, a Santa Croce, è stato posto sotto sequestro un albergo. I proprietari vi avevano fatto dei lavori di restauro senza l'approvazione della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto. Venezia, dove insistono parecchi casi, diciamo che è il caso più diffuso, di beni culturali dove subentra sia il vincolo paesaggistico naturalmente a Venezia che quello architettonico e monumentale. Varie violazioni che prevedono, a seconda della gravità, procedimenti penali e amministrativi, anche a fronte del fatto che i proprietari hanno agevolazioni fiscali, facilitazioni a ottenere contributi, vantaggi nelle categorie catastali. Mentre una volta essere proprietario di questi beni era esclusivamente un onere, adesso è anche un vantaggio.